Bene, ci sentiamo bene, secondo me loro è un'ottima squadra e poi si sa, perdevamo 3-1 forse per qualche errore di troppo, però poi rispetto dell'altro anno magari finiva 6-1 per loro. Quest'anno c'è tanta testa, tanto cuore e tante gambe, abbiamo ripreso la partita. 3-3 secondo me è un punto d'oro, questo è un ottimo punto e sicuramente già stiamo facendo meglio dell'altro anno, perché l'altro anno poi siamo rimasti a 10 punti per parecchio. Perciò io stasera devo dire che questo punto vale tanto, è come 3 punti perché loro sono una bella squadra. Noi questa sera abbiamo dimostrato di meritare i punti che abbiamo e di come ce la possiamo combattere con tutti. A parte magari un paio di squadre che stanno proprio sopra 2 gradini tutti, però poi si combattono anche quelle partite. Con la squadra al completo penso che possiamo dire la nostra. Non mi sono mai sbilanciato fino adesso, però stasera ho visto proprio tanto carattere. Penso pure voi avete visto un grande De Angelis. E sono orgoglioso dei ragazzi. Approfitto, scusate, non c'entra niente, un grande in bocca al lupo a Lele Pensa Bene. Stasera all'ultimo non è potuto stare con i nostri, gli hanno svuotato casa, mi hanno fatto un regaluscio. Daniele, un grosso abbraccio. Quest'anno abbiamo tanta voglia di fare, poi c'è, a rispetto dell'altro anno, forse c'è proprio il gruppo, è un altro ambiente, si respira un altro ambiente, ognuno per l'altro. L'altro anno è mancato proprio questo, è mancato l'altro anno se si perdeva dopo 2 minuti c'era qualcuno col sorriso e qualcuno come me che magari detta romana gli rodeva un po' il culo. E quest'anno se perdiamo ci rode tutti il culo, se vinciamo siamo tutti felici. Magari ecco, stasera a sto punto ci fa felici, però sicuramente la prossima partita ci andiamo a lottare i 3 punti, si parte sempre per i 3 punti. Questa è la testa di quest'anno del De Angelis. Se parte quadrati, mettiamo là e famo il nostro e poi ci riesce meglio.